parola a Lucio Chiozza, capogruppo del PD Veneto. Buongiorno a tutti, grazie. Devo ringraziare in primis Claudio per il lavoro e la volontà e la spinta che ci ha messo con grande passione per organizzare questa iniziativa, e devo ringraziare anche tutto il mio gruppo consigliare che su queste tematiche sicuramente dimostra grande sensibilità e un'azione anche importante all'interno del Consiglio regionale. Naturalmente un ringraziamento a tutti voi di sabato mattina. Vi abbiamo chiesto di partecipare a questa nostra iniziativa che riteniamo molto importante. Claudio ha già detto che siamo in una fase di preparazione del bilancio, quindi credo sia opportuno, ecco, far sentire non solo la voce del Partito Democratico, del gruppo in seno al Consiglio regionale, ma soprattutto le vostre voci, le vostre testimonianze, la possibilità di far sentire al Veneto le necessità, la spinta che proviene dal vostro mondo. Noi abbiamo, quindi il mio intervento sarà molto breve, perché credo sarà molto importante diciamo come abbiamo organizzato la mattinata e soprattutto le testimonianze di chi vive in prima persona le difficoltà del quotidiano, le difficoltà rispetto ai tagli e la mancanza di politiche serie sul fronte del sociale. Noi, quando abbiamo deciso di organizzare questo incontro, siamo partiti dall'iniziativa fatta il 13 di dicembre 2013 da parte di tutte le associazioni del volontariato, le cooperative, il privato sociale. È stata una imponente, dal mio punto di vista, iniziativa e manifestazione che aveva il titolo "Siamo il sociale". Ci avete chiesto in quel momento, avete chiesto alla politica, a chi amministra questa regione, di ascoltare il grido di sofferenza, di difficoltà che proviene dall'ambito della disabilità, della non autosufficienza, del mondo dell'assistenza domiciliare, dei minori, delle vittime della tratta, della disoccupazione e della povertà che si sta acuendo e diventando sempre più drammatica purtroppo anche nella nostra regione. Ecco, noi non abbiamo dimenticato il segnale che usciva forte da quella iniziativa. Non abbiamo dimenticato e non ci dimentichiamo neanche oggi di tutte quelle persone che chiedono diritti e maggiore dignità. Nei prossimi giorni, quindi dicevo prima, inizierà la discussione in sede di bilancio regionale. Noi pensiamo che la nostra azione emendativa, il nostro contributo confrontato con voi questa mattina sicuramente debba essere elemento di ascolto anche per la Regione, per la maggioranza che governa questa importante realtà. Noi siamo consapevoli che siamo in una fase di difficoltà economiche, siamo in una fase in cui il Paese necessita di un nuovo slancio. Non sempre abbiamo tutte le risorse per poter rispondere alle sfide, al cambiamento, all'innovazione, ai bisogni della società italiana e veneta, ma siamo anche convinti che la politica è il luogo delle scelte e della responsabilità. Lo diciamo, l'abbiamo detto a più riprese in questo periodo alla maggioranza. Ahimè, purtroppo il Presidente Zaia non partecipa ai dibattiti in sede di Consiglio regionale, preferisce essere più presente sulle pagine dei giornali. Ecco, il tema di ascoltare, di saper interpretare questi segnali, credo sia l'elemento forte che vogliamo mettere in campo in questa fase. Ecco, tacere, non guardare, girarsi dall'altra parte, restare indifferenti, ecco, non appartiene alla storia, alla cultura, alla sensibilità del Partito Democratico, del nostro gruppo, e per questo abbiamo inteso rafforzare la nostra azione, il nostro impegno in questa fase. Ecco, sostenere le persone più fragili, evitare che il prezzo della crisi si scarichi, ecco, questa è la grande preoccupazione che abbiamo, si scarichi nelle persone più deboli,
nelle realtà più fragili. Ecco, questa deve diventare dal mio punto di vista la priorità del mondo della politica e deve essere sicuramente la priorità che noi vogliamo mettere in campo in questa fase. Va detto che in questi anni il modello veneto di welfare che abbiamo conosciuto, che è figlio anche di un lavoro, diciamo, bipartisan della politica, dell'impegno sociale, politico e sociale di questo nostro territorio, che aveva messo al centro le persone, le associazioni, il volontariato, il terzo settore, la collaborazione tra istituzioni e il privato. Ecco, di fatto noi riteniamo, e questo il grido d'allarme che lanciamo in questa fase, noi riteniamo che mai come adesso, mai come la gestione di questo governo regionale guidato da Zaia e dal centrodestra abbia destrutturato e demolito questo comparto. Il finanziamento al sociale è stato ridotto al lumicino, tutto il sistema viene delegato sostanzialmente alla sanità e quindi sta saltando, lo diceva bene prima Claudio, quel modello integrato sociosanitario che era uno dei pilastri non solo della discussione politica, del dibattito politico e della gestione a livello regionale, ma era stato il frutto anche di un dibattito importante nell'approvazione del piano sociosanitario, con tutti i limiti, ma anche con la spinta che il gruppo del Partito Democratico aveva dato su questa necessità. Il sociale è sempre più, abbiamo la presenza di sindaci, di amministratori. Oggi li ringraziamo per aver scelto di stare con noi. Il sociale è sempre più a carico dei comuni, spesso i sindaci sono lasciati soli nella gestione di tutte queste emergenze. L'ospedale sta diventando, la gestione sta diventando sempre più ospedalocentrica, territorio sostanzialmente dimenticato, non si riesce a capire bene la presa in carico delle persone a chi debba essere assegnata. Sostanzialmente noi riteniamo che la politica messa in campo dal centrodestra, dall'assessore alle politiche sociali di questa regione sia sostanzialmente miope. Lo diceva prima bene Claudio, se voi andate a vedere il bilancio di previsioni 2014, per quanto riguarda il fondo della non autosufficienza siamo a un taglio di quasi 20 milioni di euro, si passa dai 721 dell'anno scorso ai 707, c'è grande incertezza, ecco, su tutte le poste di bilancio, sulla gestione di segmenti riguardanti il sociale che vengono messi in discussione anche da un confronto all'interno della maggioranza non sempre lineare, non sempre chiaro, frutto di una divisione, di uno scontro che non produce elementi di confronto alti, soprattutto in queste tematiche. Voglio ricordare che stiamo aspettando da anni ormai la riforma delle case di riposo, ci sono una serie di difficoltà legate all'inserimento di persone non autosufficienti nelle strutture che possono accogliere in maniera qualificata, per mancanza questo di risorse, pur avendo anche a disposizione in taluni casi posti, disponibilità di accoglimento da parte di queste strutture. Si sta tagliando complessivamente, mancano le strategie che noi riteniamo fondamentali per rispondere in maniera positiva alle sfide che abbiamo di fronte e soprattutto alle questioni che voi avete posto nell'iniziativa di dicembre 2013. Ecco, noi pensiamo che con questa iniziativa debba ripartire, e vado alla chiusura di questo mio breve intervento, debba ripartire un'azione forte, costante, che non può essere dettata solamente dagli elementi di contingenza, ma che ci sia una scelta strategica su cui giocare un diverso Veneto per i prossimi anni. Noi mettiamo a disposizione della società veneta, delle associazioni, del mondo del volontariato, ma soprattutto oggi c'è il nostro nuovo segretario regionale, ecco, mettiamo a disposizione del partito, del centro-sinistra di questa regione
un progetto che deve diventare uno dei pilastri del nuovo Veneto, delle scelte nuove che dobbiamo fare nei prossimi anni. Con l'aiuto vostro soprattutto io penso che ce la faremo, sarà una sfida complessa, difficile, ma quando c'è il cuore, c'è l'impegno, c'è un'idea che sia convincente, sicuramente la strada può essere difficile, ma potremo arrivare alla meta. Grazie e buon lavoro a tutti.